Nel Gazzettino, in prima pagina del fascicolo cittadino di Bassano e Vicenza. Bene. Ora adesso noi possiamo entrare nel vivo del tema odierno, economia domestica. C'è un servizio a Verona istituito dal Consiglio Notarile che si chiama Chiedetelo al notaio. In sostanza i cittadini possono formulare quesiti ai notai, ci si può prenotare per l'appunto al Consiglio Notarile, dopo nel servizio comparirà anche il numero di telefono in sovrimpressione. Ma che cos'è questo servizio, ripetiamo, gratuito? Ce lo spiega Elena Chemello, che è andata proprio al Consiglio Notarile di Verona. Guardiamo. È un servizio per i cittadini, per la gente più comune che non ha a disposizione il notaio cosiddetto di fiducia, per una consulenza gratuita d'orientamento, perché noi pensiamo che le informazioni di cui hanno bisogno i cittadini siano tante nei vari campi, in tutti i campi in cui si muove il notaio. Per esempio, che cosa si può fare? Si fissa un appuntamento e quali domande vi possono essere sottoposte? Noi abbiamo gli appuntamenti fissi che sono il giovedì pomeriggio dalle 3 alle 5 nei locali Stradone Maffei 2 qui a Verona, che stanno avendo anche un buon successo, dove la gente ci chiede sia quesiti di ordine classico, di informazione su prima casa, su mutui, su surroghe, successioni, diritto di famiglia, più magari argomenti di più stretta attualità, testamento biologico o altre questioni, contratti preliminari da trascrivere nei registri immobiliari, cose anche le più varie. E questa di Verona è stata la prima iniziativa in Italia? Sì, è stata la prima esperienza in Italia nel 2007 quando l'abbiamo lanciata, è un nostro piccolo vanto, io devo ringraziare anche i nostri consiglieri e tutti i colleghi del distretto, perché insomma è un esempio che ha attecchito molto, sono più di 35 adesso i distretti in Italia che fanno questo tipo di attività. Possiamo dire che è un modo per avvicinare questa figura che magari a volte mette un po' di soggezione alla gente? Certo, anche perché la gente deve sapere che il notaio è a disposizione della gente, risolve i problemi e quindi la gente può rivolgersi con fiducia dal notaio, insomma, sulle problematiche più varie. Per i veronesi interessati a una consulenza, lo ricordiamo, gratuita, che cosa devono fare? I veronesi che sono interessati non fanno altro che chiamare al 59 40 66 del collegio notarile e fissare un appuntamento con il personale lì. Quindi domani ultimo giorno per poter aderire a questo servizio. Ed ora noi torniamo ad occuparci di meteo e quindi ci ricolleghiamo con il centro meteo del...